Requisire delle proprietà private per offrire ospitalità ai profughi non è un atto da paese civile. Così il presidente Zaia su quello che è l'ultimo fronte aperto sulla questione richiedenti asilo e che sta iniziando a diffondersi anche nella nostra regione. Si tratta dell'estrema ratio, ha detto il ministro degli interni Angelino Alfano, vale a dire della soluzione estrema che si è obbligati a scegliere in mancanza d'altro, ma per il governatore del Veneto, viceversa, si tratta di un provvedimento inaccettabile contro il quale è lecito fare le barricate. Super lecito, super lecito. In un paese democratico non si confiscano i beni dei privati cittadini per metterci dentro degli stranieri e che tu non conosci. L'ospitalità è la base fondante della nostra società, ma a casa nostra vorremmo ospitare chi decidiamo noi, fino a prova contraria. Lo dice lo stesso Papa, che è un discorso aiutare profughi veri, è un discorso aiutare migranti economici che girano il mondo in cerca di fortuna. Distinguere i richiedenti asilo dai migranti economici rimane questa la priorità per poter aiutare chi non ha davvero scelta. Un ambito, quello della solidarietà, che il Veneto sta dimostrando anche in questi giorni terribili di terremoto nell'Italia centrale. Non solo le istituzioni, i vigili del fuoco e la protezione civile, ma anche tanti comuni cittadini vogliono darsi da fare. C'è una gara di solidarietà, io ho un muratore che se mette a disposizione un anno di lavoro per realizzare una casa, piuttosto che ho un altro imprenditore che mi chiede di poter inviare una casa di legno con un tir e poi altre richieste. Penso che di disponibilità ce n'è, come al solito i veneti in prima linea. Intanto la Giunta regionale in prima linea sul fronte del bilancio di previsione 2017-2019. L'obiettivo è l'approvazione entro l'anno. Un bilancio definito da Zaia sobrio e credibile che garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui è impegnata la Regione. Un compito sempre più difficile. Come si fa a far quadrare i conti se in 7 anni di tagli statali la spesa disponibile si è ridotta da 500 a 50 milioni di euro? Da buoni padri di famiglia, cioè tirando la cinghia, non facendo fare sacrifici a chi non li può fare, non mettendo tasse, siamo l'unica regione che non mette le tasse, ma soprattutto evitando ogni forma di spreco.